Ma volevo finire, volevo scominciare, ma finirò questa parola qua. Cosa sia questo? Piron. Prima il Piero, credo T, esatto. Giustamente, e che ho detto mi porti tutto pironi perché ne era casca un piron, perché ne era casca uno per terra. E lui mi ha detto, giustamente, per carità, perché da questo partivano tutti. Vuole dire una forchetta, no? E ho detto, no, mi voglio un piron. Perché non è mica la stessa roba. Infatti, giustamente Poletto me la sopportava, ma ho provato a spiegare io. Perché questo è un pirone e non una forchetta? Capite da sapere che sta roba qua, nel 1200, avete mai visto i film di San Francesco? Vi ricordate chi mangia coi man? Sui banchetti? Ecco, nel 200 in tutta l'Europa si mangiava coi man. L'unico posto in Europa dove che, in Europa tra virgolette, dove che se doparava sto strumento de finessa, e era a Costantinopoli, a Bisanzio. Una principessa bizantina, là doveva sposarsi con doge. Sai che a Bisanzio si parlava greco, era quella la lingua ufficiale, quel posto là. Si parlava greco. E che ha detto, guarda, te che andare in Europa, te che da sposare il doge di Venezia. E ha detto, va bene, a me marideranno col doge di Venezia. E perché gli ha detto, guarda qua, guarda che in tutta l'Europa i mangia coi man. Cosa? Cosa che ha fatto? E la Giappone aveva sporto dei pironi e si è portati a Venezia. Vabbè, in dota praticamente si è portato tutti questi pironi. Quindi la prima città europea, propriamente europea, dove che si arriva a sta roba qua è Venezia. E perché si chiama Piron in Veneto? Perché Piron è il nome greco originale. Ancora adesso Piruni vuol dire il Piron in greco. E perché? Cosa vuol dire Piron? Vuol dire impirare. Peren vuol dire infilzare. Impirare in Veneto, no? Bene. E di conseguenza, se non altri questa la chiamiamo forchetta, vuol dire che non abbiamo capito dove che avviene. E solo di tutto vuol dire che siamo letteralmente dei contadinassi. Perché quando chi si rimaneva quel Piron, con la parola greca e veneta, Piron, che somiglia proprio veneta, Piron, Pipion de Veneto, non che sei, no, on, ecco. Quando chi si rimaneva quel Piron, i contadini gli vedeva una forca per voltare il fen, giusto? Bon, e quindi quando che noi che chiamiamo forchetta, che femo un'offesa sostanzialmente a sta roba qua. Da questo che dicevo Poletto che dovevo subire la mia sproloquio linguistico, però che dicevo, per piacere portami un piron, perché qua forchetta se volta il fen o le ame, ma mi grazie, mangio quel piron.